Test rapidi in tutti i punti di arrivo della Sardegna, porti e aeroporti. Lo chiede Faita Sardegna, l'associazione dei campeggi. Questo al fine di garantire una reale vacanza sicura. Nei nostri campeggi garantiamo oltre 100 metri quadri di spazio a persona, ma è necessario a monte, come dicemmo già a fine maggio, anche il test, perché, vista l'emergenza, oltre al buon senso e alla buona fede, che abbiamo riscontrato essere diffusa ma soggetta all'errore, è necessario anche il rigore dei dati scientifici che garantiscono la giusta serenità a tutti per poter convivere con il Covid e poter usufruire delle vacanze spensierate di cui abbiamo bisogno quest'anno più che mai, spiega Nicola Napolitano, presidente regionale di Faita. A causa dell'emergenza sanitaria, oggi anche economica, l'industria del turismo sardo è in profondo rosso. Nel 2019 le presenze nei campeggi furono 2,6 milioni, con un fatturato di circa 230 milioni di euro. L'obiettivo di questa stagione disastrosa è riuscire a salvare almeno il 20%, rileva l'associazione. Come abbiamo detto, da fine maggio, ricorda il presidente Napolitano, la tutela della salute è un diritto individuale irrinunciabile, sancito dalla Costituzione e non può essere contrapposto all'interesse economico. Per Faita Sardegna è fondamentale lavorare in sicurezza e dare sicurezza. È la richiesta che arriva dagli stessi turisti. Noi offriamo vacanze e queste devono potersi realizzare senza tensione, sospetto o diffidenza del prossimo. La sicurezza dei turisti, e speriamo che questo messaggio sia stato recepito finalmente da tutti i livelli istituzionali, è la più forte arma di marketing e promozione di un territorio. Non possiamo giocare alla roulette russa con la probabilità che uno autocertifichi in buona fede l'essere sano ma non lo è, mettendo a repentaglio la salute e l'economia di un'azienda. Per questo Faita Sardegna lancia l'hashtag responsabili della nostra sicurezza, a favore appunto di tutti quei comportamenti che permetteranno di vivere d'ora in poi la nostra isola in maniera rispettosa e responsabile.